Sebastiano Andolina esce dal personaggio e rinasce dalle ceneri con la felice. Così, Sappiamo la sera. Sì. Io avevo dato un letto che vi dico zio, facemoci la fare una visita, con me pare tanto preciso. Sì. Va bene?
A Reno senso ci nesce. Io faccio solo una cosa, Rosalia mia. Una cosa sola per sta casa. Che ha 20 anni che porta con sta croce, che porta anzi sta croce. Ma perché l'ha portato solo tu la croce, sentete? Solo tu. E con schifiosa era. Tutti questi scambi che mi ha picchiato stamattina ci mancano pure visite, le prima mattina. Ma tu sei presto. Cane, poi, scusate. Non sa del campo, tutto stanco. Un cavaliere nuovo. Sì, bella visita. Ma che sta succedendo? Puttana diavolo! Si può sapere che sta succedendo, ah? Che è a masconera finale che sta? Tutta la notte un inverno addomato, musica a tutto volume, cu canta, cu suona, signori miei, questo cottiglio è diventato un casino, non si dorme né di notte né di giorno, sta storia va a finire. Nessun dorma, nessun dorma, tu pura principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma ti dite ma fare sognare sempre con i cristiani, ma siete dentro. Cospirate col conte di Luna, vili traditori. Signora Tolina, io te lo sto dicendo che è buone. O finisci questa ucceria o io vi denuncio per schiamazzo notturno e disturbo della fede pubblica, va bene? Questo è un cortile di civile abitazione, non sala riballo. Niente, avevo bisogno di riposare, avevo malattie. È una vergogna, Ite di qua voi tutti, se il duca vostro s'apprestasse o osasse, che non entri, gli dite che io ci sono. Bastiano, t'ho pure da buccazza di furno che te. O domenica, che io canale il noto, non vuole sentire ragione da stare zitta. Comunista! Che non volete sentire ragione? Ma ve lo subito. Ah, io voglio sentire ragione, però quando via che non c'è che appaiava mi pungia. Chi mi l'ha ammazzato una pupetta avvelenata? Quale cambio? Tanto vuole denunciare, non voleva fare passare in cavalleria, no? Ma che dici, cavaliere? Perciò neanche siamo gente di fare queste cose. Un cane vero, disturbava, ti ricordi? Io dormere, no? Ma mai avessimo pensato di avvelenarlo, vi sto dicendo. Se tu che la canuta ti chiede tanta e fisca come una rosa, ti chiede no, morta, capanza muccia e aveva una mucca. Un veterinario in una via, tutti, riesci a far mangiare qualche barlotto una cuverino e ci voleva fare l'analisi. E perché non ce le faceva fare di questa analisi? Vedeste che niate dopo un padotto, le polpette, a socana, o un generette, Comuniste! Dico, perché non ce li faceva fare l'analisi? Mi subito come una campana. Perché disse tanto lei è venuta a dice, ma come fa la maternizzare ancora? Ma mi ne pentivi di quando capita in destra. Ma tu abbini che il cristiano è geniatore. Ma veramente? Perciò neanche ci avvelenavamo canuzzo. Allora che vuoi pigliare sto luzzo? Ma che dici, signora mia, un canuzzo, no un luzzo. Ma per favore. Ma io ci sono tutte uscite completamente, ma come io non la fa fare? Torna lì, ma lo volevo finire. Perciò, io ci va a pigliare un luzzo o un guittiglio a sti miserabili, ma veramente. Ci pensi vanno ci spiri sto luzzo come facevano? Se ci spiri io prima e come vi spiri io, bisogna vedere. Oh, magia mia santa. Cavaliere, ma volete capire? Ma volevo finire, se non stamattina veramente non pigliare tutti questi generi di discorsi. E poi voi, a studiare i miei frati, ma che hanno usciti? 20 anni fa, vi ricordate? Quando mio frate stava ancora buono se a Venezia, a studiare di tenore. E stava pure riniscendo, stava diventando bravo. Non si sa come fu. Ci innescava una malattia che ci futtiva completamente tutta la testa. Ci fece battere tutti i sentimenti. Un non è un capiccio che tu sei, volete capire? Un è un capiccio. E non lo sa così, come c'è a dire, appiccicato, ma lo combinato. O vedete così, così e basta. Appena si figli della cognata. Sì, tutte ore ci devi raccontare tutte cose che stiamo, non tu ci parli, non tosca cacchio, Rosalia, va. Che tu non capisci niente. Subito quando lo vedo. Cavaliere, ci stiamo finendo di dire che ora non so perché la donna che ci picchiava a me frate, a Maria lo canto. Sì, si picchia tutta vestita, chi di scena, e va camminando a casa nostra, di stanza in stanza, come se fosse in capo palcoscenico.
e abbania lirica a tutta forza, di notte e di giorno, come se fossi capo per coscienza, non ne fa dormire neanche e manca a voi, che va a fare? Cavaliere, ma la diare testa, che ci può fare con freddo? È malato. E le martere però siamo niati, che nella macchiangere. Comuniste! Che ne agi nella macchiangere, ma subito! Viaggi, io capisco i vostri problemi, ma avete a capire di me, la storia non può continuare, provvedete, facete curare, facete un rinchiuso al manicomio, ma la pandemia stava dove? Stava dove? No, procedo per le vie legali e vi mando gli sbirrini. Peccato! Come è vero che mi chiamo Antonino Noto, cavaliere di Vittorio Veneto. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, tradimento, lungi da me, conte di Luna, traditore di Manrico. Sì, traditore strampante. Cavaliere! Deve essere stato chiaro. Buongiorno, buongiorno. Non mi preoccupare. Ma certo che avevo certe vicine veramente particolari, vi dico, tutte due, marito e moglie, sono sordi come una campana e per non lamentatesi, dicendo che i voci di mio frate non li fanno dormire, non li fanno riposare. Ma che sorti di voce va a ghettare, sto mio frate? Non lo Ma so. perché tu non senti come cucina? E intanto Margherita, per 2 notti, non dormi, chi deve studiare? E non dire come gliela a finire. Basta, basta. Tocca Mario, basta, non vedi che problemi di fare vino con vicinato, non mi fa trattare con tutto, Bastiano. Finiscila, Bastiano. Magari che fa? Ci vogliamo un po' per la cacava, ci facciamo una camomilla. Sì, per l'effetto che ci fa sta camomilla. Bastiano, devo stare calmo, Bastiano, se non vuoi fare per mia, magari fallo per la ruzza nostra là, ma non c'è nessuno, mi stiamo Bastianendo. Padre retro, Scarpia, Ce l'hai pure. non berrò il tuo veleno, la cicuta di Socrate, Giulio Cesare, 33 pugnalate! Bastiano, finito. Ah! Allarghi! 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 Zitto, Dio manicomio che chiudo. Non lo posso sentire Luciane, lo vedi quando cucina così? Mi scotta tutta la testa. Manicomio. Lo sai che ti dico? Che mi dici? Non è meglio che telefoniamo allo dottore Lamanna, lo facciamo vedere subito. Sì, a sto punto sì. Mai l'abbiamo fatto. Sì, ma è meglio che facciamo visitare e così magari un dottore mi dice se come a fare. Non è l'elenco telefonico, io un numero non ricordo, si fa la manna. A sera tuo frate sono un violino a Lucessi, perché dice che se la via a leggere. Mio frate salì a leggere l'elenco telefonico da Lucesso. Sì. Ho scolendato chi è? Ma che va a fare? Ecco. Mi pigli lei, Ecco, io principio. Ah. Dunque, Carlo Lamanna si la chiama. manna, e allora? Alessia, c'è a dire che bene subito, eh? Ma che ci mancano le pagine? Ma quale pagine? Che la legge da mettista. Boh. E allora, i raci, i sgrom. La manna, no? La manna, la manna. Ma dimmi una cosa, mi sta confondendo, ma la M viene prima o dopo la L? C'è quando viene prima. Ah, Viene anche dopo, a seconda di come ci viene. la mantia, ecco, chi? La manna dottor Alberto. Ma non Alberto, Carlo si chiama. Carlo, beh, 44 712. Richiamo un telefono. Però sta attento. Mi raccomando che cavo tutte cose. Mamma mia, te lo sei pigliuto il casurno. Sta attento però. 44 712. Questo non è che disturbamo, lo sapete. Non ti scandare, chi lo suo mestiere fa, c'è abituato. E poi ti ricordi quando aveste dire a bastare di sera tardo che aveva il ricevimento? Ci sarà anche vero, ma... Alina, sì. Pronto? Sì, signora. Scusassi l'orario. È una casa, un caso di pronto intervento. Andolina, sogno, sì, o Fernando. Ho bisogno di parlare con suo figlio, ecco. Ah, sta dormendo. E per piacere la rispocchiasse, che è urgentissimo. Lo stato spiegando, sogno, un mortificato veramente. Ma perché sei mortificato? Ma Perché sono quasi le 7, non è che notte fruna. E poi abbiamo la necessità. Come finì? Ma ce la danno tempo di Susanna, Cristiano? No, pronto, dottore, buongiorno,
dottore, buongiorno, sì. Ah, ma scusate, avessi a venire subito, sì. Andolina, sogno, o Fugnaro. Sì, o cucino di basilico, chi non le puzzanivole. Ah, mio frate, dottore, mio frate. Arre, spasato. Stavolta di tutto il mondo, che c'è a dire? Aveva una paranoia, chi veramente, che ci posso dire, stava male, non ragionava più di preciso. E ho venuto a trovare stamattina, l'ho messo in terra, spostato completamente. Sì, ora... Allarmi! Allarmi! Dici, sta facendo un freno, dottore, capisci più Allarmi! Allarmi! Sì, Rosalia, ci dici che ha finito. Come dici, c'è detto che ho gente. Questo affeso sta sentendo. Ah, come un vedetore, che c'è a dire? Ma se no che fa? Non lo spiegava così di prima mattina, giusto? No, all'iPad, no. Allora, mi facessi sta carità. Sì, subito mi sta bene. Ah, così, veramente, che siamo, io non chiedo in tali pelle delle veste, veramente. Se no se ne ha vissuta come chiede. Anche senza farci lavata, dottore mio, io avevo importanza. Grazie. O signore Ciupaca, grazie. E non ne sai o sape? Sì, una che ho fatto una volta. Tutto bottiglio. Sì. Non c'è lasciata brutta. Sì, in faccio bottiglio. Chi non abitava Cavaliere Noto. Poi Cavaliere Noto. Chi non viene a potente. Lei ci viene a curare Cao Canfuglio, su ricotta. Buono, sì. Allora l'aspetto. Giusto. Va bene. Saluto. Chi ti resta bene? Queste sì, è bene, Rosalia. Meno male. Di quella pira lo rendo poco, tutte le fibre marse e m'abbampo. Solo io lo sapetti, Anna, un po' continuare sullo scorso. Chi su qualche giorno ti ha galera da molto. Di sto passo da molto a galera. Margherita aveva giù notte che fa la notte di Natale. Chi doveva fare l'esame, va a studiare, ma quando no? Io non ce lo faccio più. L'altra notte sai su che fece? Si vestì di regaletto, ci trasina la stanza e la fece scandare. E chi da finire le robe? No, veramente. Sono giunta al punto che quando sento le sue voci, specialmente di notte, mi infilassi la testa a mezzo del materasso e me la stassi. Mi andiamo a fare qualche cosa, Nana. Sì. È inutile che tu piatia così, a fare qualche cosa. Speriamo ci facciamo fare una visita di qualche specialista, magari che se ne intende di queste malattie di testa, perché ma se no questo non esce lo senso pure la mia, capiste? Sì, solo tu passi ma io, Rosalia, io non la puttana, dopo 20 anni che sta con mia. Non posso stare fuori in casa, in queste condizioni poi. Stare fuori? Me sanno, Rosalia. Ma che abbiamo fatto finora? La beccato fuori, andiamo come tutto quello. Che aveva 20 anni che combattiamo quello. Ma mia sola, sta a pettinare, non me la buona stare. Vedremo che dice tutto. Mamma! Chi c'è? No, figlia, se sono io, Rosalia. Chi c'è? Acqua calda non ce n'è, come mi lavo io? Già, se tu me lo stai da bagno, che è successo? Ma vale scaldavante. Allora che è successo? Stanotte dotate di aprire il rubinetto a Fruciulanne e gli inchio la vasca para perché dice che aveva a fare l'umare. Che a fare l'umare, mia fratello? Ma sapete che sentiva dire? Che io la vasca e cantava ma pensiero. Cultura strumento, si preso dice. Presto. Fui tu una mani così ci parlavano le frate e vedremo se c'è natura. Sì, è giusto. Cavaliere! Arrivo Cavaliere no! Buongiorno! Forse non mi sono spiegato. Ma che si calmasse pure Ti così? avevo pregato cortesemente di avere la compiacenza di non fare più baccano. Perché a Giappano di mia non si può più lavoro. Ma chi? Che camità senza caminesse. Anzi, facete più bordello di prima. Oh! Donna Nà, chisti, su casi fradici, li mura, sunno, come finito. E tutto sta mazzamareggio, pare che l'avessi morito. Signori miei, chi c'è l'ultima volta che non dico? E poi mi mandano gli sbirrerini. No, perché Che male vicini di toccare. Manco un po' di comprensione, ma non lo so. Ma che rispetto può capire che ti avvelenato cane per cabaiare? ancora questo carozzo. Ma se c'è Dio, qui dovete avere. Maledetta mia che mi innestare in questo stofunnaco. Io ho un appartamento di proprietà in via Garibaldi. E perché si stavano lungo? Hai ora che mi pare sia un mio. E mi lasciano a sto inverno.
Cavaliere, non si va a qualiare la così. Chi ne age, ma va a credere come una sola, lo stiamo pigliando provvedimento. Chiamiamo Ventura. E poi, a la fine di che pazienza, chi lo è malato. Lei che dice, lo pigliamo e lo mettiamo fuori? come Lo fa? mettiamo fuori? Di Lugno 48 ore di tempo e poi vi denunciamo. 48 ore? Vi denunciamo, già facevo. Ma ne denunciamo Se fate chi che volete, potete una cosa sola da fare. Vina vita chi di sta casa. Avete capacità per di chi. Che avevo l'inferno, casa ma occupate pure chi ti vicinanze. Vedi. Si vicina ma combattere, io lo so. Picchiano sempre, sono sui tutti e picchiano sempre questi discorsi di 10 anni fa. Prima Pannuzzo, ora ci hanno fatto Roluzzo, questi dorrognosi vicini. Però, a dire la verità, il nuovo l'arteria, ma tuo fratello lo sapevo, so che fa, Non è che hanno potuto non è che avevano torto, non aveva torto. Un dottore, chi sei un dottore? Ma che io sono mia figlia. Faremo finalmente la risolvere questa situazione. Un dottore. Buongiorno. Sono Andolina, buongiorno. Ah, scusate, dottore mio, che ne altro lo chiamavo con la mattinata, ma mi ha avuto un fermo, una partita, un fermo. Non vi preoccupate, sono abituato ad alzarmi la mattina presto per andare a visitare i casi urgenti. E il vostro mi è sembrato davvero un caso urgente, lei prima al telefono ho capito, quindi non vi preoccupate. Ma dov'è l'ammalato? Ora ci chiamo subito, va bene. Aspetta, prima ci dica Margherita che fa un po' di Sì, caffè. giusto, c'è il dottore Recilla. Margherita, fa un po' di caffè che c'è il dottore. Dottore, ora ci chiamo subito. Ha fatto cose le forme, ha fatto cose le forme. Bastarello, un dottore c'è. Ci vai io. Se volete ci posso andare io là dentro, non vi preoccupate. Non tutti meno per carità, vale andare lì dentro con tutta casa sotto e sopra, con me frate, non c'è niente noi te ne fa cose le forme, dottore comincia a spiegare, una ragione, un piccino. Figurate, che andura, unisce la sostanza, un renale intesa, dice chi sono i capelli? Addirittura. Che c'è? Vieni, fuori. Eccolo, caccia. Avanti, già, sì. Basta. Vieni qua, paziente. Avanti. Caccio il dottore e ora lo salute. Calmate. Saluta il dottore. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchiar. Guardate, è il caso che voi andate, lasciateci soli, così lo posso ascoltare meglio e vedo le sue condizioni. Lasciateci soli, dai. Lo sai, ma stiamo come del buono, Adesso mi presento. Prego, dottore, vai. Io sono il dottor Lavanna. Chi è lei? Mi dica il suo nome. Come si chiama? Il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, dagli del padre e degli etiopi il re. Ah, il suo nome non è Andolina? Per servirla, Sebastiano Andolina, artista lirico, tenore, dagli del padre e degli etiopi il re. E allora? Otello, il mio nome è Otello. Hanno nascosto il pugnale. Pugnale? Quale pugnale? Il pugnale, quello per assassinare l'infedele. Ma chi gliel'ha nascosto? Quello lì, quello che parlava con lei poco fa. Ah, vuole dire suo fratello? Sciocco! Ingenuo! Quello dice di essere mio fratello. Quello è Iago, il traditore. Quello è Scarpia. Stamattina mi ha fatto fucilare. Guardi, ho ancora i buchi delle pallottole. Ma suo fratello l'ha fatto fucilare, e perché? Perché? C'è un complotto contro di me. Lui e quella donna, quel serpente velenoso, tramano contro di me. Non vogliono che io canti, vogliono distruggere la mia carriera. Si calmi. Perché? Perché io sono il più grande tenore di tutti i tempi, viventi e non. Appunto, lei è il tenore. Sebastiano Andolina, allievo di Beniamino Gigli,
non andar farfalloso, Maestro Bonina, amoroso, dove siamo? recondita armonia. Maestro Bellezze Bonina! diverse, eccomi! Le stavo chiedendo, dove siamo qui? Perché mi fa questa domanda? Ma lei è forestiero? Ma no, io abito in questo paese, giro in questo territorio, vado a visitare in giro i miei clienti. Ah, lei va a tagliare i capelli a domicilio! Lei è il barbiere di Siviglia! Oh, che bel vivere, che bel piacere! Sono un barbiere di qualità! Di qualità! Maestro, io sono un medico, già gliel'ho detto. Veda, qua dentro ho tutto quello che occorre per visitare un paziente. Un medico? E cosa ci fa un medico in questo albergo? Mica ci sono malati qui, solo artisti, assassini, traditori. E poi Venezia è piena di artisti, di barbieri, di medici, di speziali, di cavalli alati sopra le gondole. Venezia, ha detto Venezia. Sì, certo, Venezia, per Bacco. Guardi, Dunque siamo a Venezia, dicevamo. sì, Venezia, guardi. Venga, non avete paura, venga. Si calmi, sono qua. Quella è Casa San Marco. Da qui si vede tutta la laguna. Non vede il canal grande? Lei è fortunato? Sono fortunato? Sì, è fortunato. Perché se veniva 20 anni fa avrebbe trovato l'acqua alta così. Ma lei è venuto a cavallo, vero? Sì, sono venuto a cavallo. Ho lasciato legato lì fuori. Ma qui non ci sono stalle né archi di contrabbasso. Ma questo albergo qui, Questo albergo, quale albergo? questo albergo qui, l'Hotel Danieli, è pieno di artisti, di pittori, di musicisti. Sa, nella stanza qua accanto c'è Martinelli, nella camera 52 c'è Mario del Monaco e poi l'altra mattina al bar ho fatto colazione con Giuseppe Di Stefano. Guardi! Venga qua! Ma si calmi, Guardi, sono qua. vedi quel palazzo lì? Aperte a metà. Quello è un segnale per i miei colleghi, per capire quando io esco, così possono tendermi un'imboscata! Sono tutti invidiosi. Come ha detto? Sono tutti invidiosi! E perché la invidiano? Perché? Perché io canto l'Otello e ho i contratti nei più grandi teatri d'Italia fino al 1952. E per quanti anni allora? E siamo nel 50, per 2 anni, faccio un conto lei. 1950 dopo Cristo. Va bene, allora me ne posso anche andare. Ma che fa? Se ne va! Non mi lasci solo! La prego! Mi aiuti a sfuggire alla condanna! Condanna? Quale condanna? Come? Mi vogliono avvelenare! Mi aiuti! Mi vogliono far fare la fine di Eleonora! Mi aiuti ad uccidere Iago, Desdemona e il Conte di Luna! Chi è il Conte di Luna? Il Conte di Luna abita qua a fianco. Oggi è venuto qua. Mi voleva aggredire. Mi voleva aggredire. Ma io, anche quando lui non c'è, sento la sua voce che mi minaccia qui, mi minaccia. Mi aiuti. Si calmi. Veda, io sono venuto qua per visitarla, per aiutarla. Ci penso adesso tutto io, non si preoccupi. Adesso, per farla calmare, le preparo una puntura di calmante. Ma chi siete voi? Ma allora non siete un barbiere? Voi siete d'accordo con i traditori? Volete farmi un'iniezione di veleno? Allarmi! 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 Dottore, non ti sto un sacco di voce.
Fratuzzo. Lei mi deve spiegare tante cose. Da quanto tempo suo fratello accusa questi disturbi? Ha ragione, dottore, la storia è lunga, sa settarsi, guarda. Ah, che c'ha detto, dottore? Lei va a sapere che 20 anni fa, mio frate, fosse storiare detenuto. E allora io che fai, l'unico frate? Tu mi andavi a Venezia, con il suo conservatore, e stava diventando bravo, un personaggio, veramente. Poi non si sa come fosse, ma tutto che ci ha mescato, dottore, ci viene una grave malattia, a sifilide. Addirittura. E ci fu Dio completamente tutta testa. Ci fece perdere tutti i sentimenti. E non lasciava così. Il capello così va a piccirillo. Io che voglio a fare? L'unico frate capire, l'unico come familiare. Allora, lo figliavo e lo fece venire in casa mia. Io si figliava tutti i robe, capia, di scena. E avevo 20 anni, 20 anni che poi tu stai croce. Solo che orare, la padrona che ci sposta a resta maniera canto. Prima non faceva così, fugia, si veste di scena, si strucca tutto e comincia a camminare casa a casa, bagnando e buciando. E mi ha fatto avere pure problemi con vicinanza. Sì, sì, vengono casino alla mente, non mi vanno a denunziare tutto. Ma cosa più grave fu ancora, stamattina, quando venne a trovare noi, era qui cato, non era, dottore, mi fece impressione, lo chiamavo, ma rispondeva. E per chi sto mi scandavo, mi passa molto, io venne a chiamare. Chi sta la storia, dottore? Veda, Fiandolina, io le parlerò francamente. Mi dicesse, Il caso di suo fratello è un caso grave, anzi gravissimo. Suo fratello ha perso completamente il controllo con la realtà, è in preda a deliri di grandezza, di persecuzione, di beneficio. Che è sto beneficio, sta esecuzione, tutto il mio parla si chiaro, io sono ignorante, ma chi mi vuole dire, va, si spiegasse. Cercherò di essere più chiaro. mi dicesse. Alcune cose voi già immagino che le sappiate, ma lui crede di essere un grande tenore. Sì. Crede che voi lo state perseguitando e che lo vogliate avvelenare. Lui non sa più neanche chi sia veramente. Si identifica ora con l'uno, ora con l'altro personaggio della lirica. Vive in un mondo fantastico fatto d'arte, di musica, di canzoni, di trame, di intrighi. Ha perso, e questa è la cosa più grave, ha perso davvero l'orientamento nel tempo e nello spazio. Crede di essere a Venezia nel 1950. Addirittura, dottore mio, non 50, ma se siamo nel 68. Beh, ma mi hai stufrato, ma resta una rete di 18 anni. Esattamente. E per lui, voi siete Iago. Ora magari mi schiaccia, Piao, che mi cucino Iago, chi non ne puzza niente, ma no. Che c'entra Iago, suo cugino di Pozzenevole, che c'entra? Iago, un personaggio dell'Otello. Il suo delirio glielo fa identificare con lei, che gli sta contestando la sua follia e gli impedisce di cantare. Ma non mi vuole la conoscere, la mia mi cucino Iago. Dottore, però, questi discorsi che mi vuole fare a capire? Chi mi fate quasi quasi è cosa ricatina, va, che c'è a dire? No, veda, Mandolina, bisogna sorvegliarlo giorno e notte. Sì, questo sei. Potrebbe compiere gesti inconsulti. Insulti non tutte, dottore mio. E se ci acchiappano 5 minuti ci posso assicurare che chi fa cimare la chiave bestemmia che fa cimare veramente, pure una chiave del paradiso. No, sarò ancora più chiaro. Potrebbe compiere gesti retrolesivi, potrebbe fare del male a lei o a qualcuno dei suoi familiari. Addirittura potrebbe tentare di uccidervi. Ma porca di San Giuseppe, ma mi sta dicendo, dottore mio, la situazione è così, Ho detto in casa mia un testa che sta facendo carne. E ciò, ma magari che dico, qualche petta serenata, già potesse fare sto meciatuzzo, mi rammanza un poco, va. Guardi, per adesso non posso farmi fare nessuna terapia. Rifiuta il farmaco, non ha coscienza della sua malattia. Vede, se lo costringo a fare la puntura, lui crederebbe che io lo voglio avvelenare. Non si fiderebbe più di me. Precluderei ogni possibile successivo intervento e crederebbe che io possa essere uno dei suoi tanti persecutori. Sono stato chiaro? Dottore, essere chiaro, un fu, però capisce pure la parte è tinta.
Tinta assai. Ma perciò magari non ci può scrivere qualche peperonata, qualche cosa, dottore mio. Vedremo che potesse vediamo. Le scrivo qualcosa, vediamo se riusciamo a farlo calmare un po'. Le scrivo delle gocce. Vedremo che possono fare queste gocce. Quanto ce ne ha dato? Ce ne dasse allora 30 gocce 2 volte al giorno, somministrate nella minestra. Può darsi che questo lo calmerà, anche se purtroppo sono convinto che non cambierà molto. Dottore, ma questi discorsi che mi sta facendo, ma chi mi vuole dire? Che continuano a queste mie frate e va a finire manicomio, va! Una cosa che potrebbe giovargli, sto pensando, è che voi lo assecondiate. Assecondare? Lo dovete assecondare, non dovete contraddirlo quando lui canta, quando sta rappresentando le scene. Anzi, voi dovete prestarvi a interpretare, a fare parte integrante della scena, prestarvi a interpretare ora uno, ora l'altro personaggio con cui vi identifica. Vede, per suo fratello, quando il canto rappresentava tutta la sua vita e quando si ammalò e dovette interrompere la sua carriera, ha subito un trauma gravissimo che ancora oggi non ha superato e ha costruito attorno a sé questo mondo fantastico popolato dai personaggi del melodramma. Lui li vede, li sente, dialoga col conte di Luna, il personaggio del trovatore. Ah, ma il trovatore, dottore, chi non ha gran cosa di Camongiello che siamo che avete caccia anche, che dici che le voci dei miei frati non disturbano e non lo fanno rompere. O cavaliere notole sono le cose, che non lo fanno fuglio, scusate. Sì, ma sto pensando, si potrebbe tentare di farlo cantare in un teatro. A me frate? Sì, io credo che questo potrebbe giovargli, perché le dà anche una cosa alla buona. Un teatro con degli spettatori d'accordo con voi, disposti a sentirlo. È necessario che si esibisca in un teatro. Veda, questo non lo guarirà certo, ma lo aiuterà a superare quell'evento così traumatico che ha rappresentato l'interruzione degli studi di canto. Ma dicessi, come potessi aiutare? Mi consigliasse così, vedi, io sono ignorante, non riesco a nudo. Come potessi aiutare? Canto teatro, come frati. Veda, qualcuno che ha a che fare con il mondo dello spettacolo. E tu? Sto pensando un impresario, ecco, un impresario. Gli spiegate la situazione e organizzate, vedete di farlo esibire in un teatro, vedete? È l'unica soluzione possibile, Andolina. Cosa sta dicendo, dottore? Veda, le devo chiedere, ma quell'immagine, quel quadro, è suo padre, un suo parente, veda, suo fratello prima, durante il colloquio, ci parlava, lo guardava sempre. Ma quale parente, dottore mio? Chi lo sa che il famoso tenore Beniamino Gilli, sì, mio frate l'ha pensato dopo, e vuoi toccare il cibo, vuoi spostare il cibo. Sta a figurare che mia moglie Rosalia è pure prima spolverato, sì, e io, sì, ho già come un cristiano vero, ogni mattina quando si sosa, arriva a casa, c'ha il lumino e ci parla come se fosse il dialogo, come fosse un cristiano vero. La domenica, dottore, ci disse che mio frate è fuori, ci accatta pure i ciuri, e così. Ma che c'è? Non hai molte mie, e ma chi la chiede molte come una fattina, va, mi ha pensato. E poi tagliato buono, che c'è del dottore mi fa una certa impressione, avevo sempre pensato, carattere che mi talia quando cammino. E poi questo lumino automato, mi pare di malagone. Ma ci posso levare a me, frate? Dio ne scansa, per carità. No, assolutamente. L'ho assecondato, Andolina. E poi fate come vi ho consigliato. Oh, arrivavo.
Dottore, gradisce il caffè. Non sono entrata prima per non disturbare durante la visita. Oh. Però è ancora caldo. Oh, grazie, grazie. Quanto zucchero? 1,5, grazie. Dottore, questa è mia figlia Margherita, vedi che bella figlia che ha. E lo sa, dottore mio, studiate medicina, ma un po' sia, all'università lo fatete. Grazie, ci voleva. Quanto sacrificio va a fare un padre per mantenere, dottore mio, una figlia all'università. Grazie, grazie. Io so solo che c'ha tasse, iscrizioni e l'abbonamento, madre mia, se ne vanno un puntino di soldi. È vero, ancora è caldo. E per questo io oggi, dato tutto a fare un fornaro, anche lei ho dato quello che cucino e altro, e non le puzzaniole, va. Io finora ce l'hai fatto, dottore me, a mantenere. Ora una birra, sì, dottore, ora una birra come va a fare il costume frate. Ma che ne saccio solo una cosa, che l'università, tutti questi scioperi che c'hanno state, assemblee, che computer davanti a te, e insomma tutto che sta succedendo, una vera rivoluzione, dottore. Assecondato. Iscritto in medicina. Complimenti. Auguri. Che materia sta preparando? Anatomia umana. Ah, allora ne ha da studiare. Ma lei deve sapere che può contare su di me. Se posso aiutarla, lei mi deve tenere a sua completa disposizione per ogni cosa. Grazie, dottore. Ma è grave, mio zio? Eh sì, avevo già spiegato tutto a Papasturo. Se lei viene allo studio, gli esporrò il caso dettagliatamente. Dottore, aspetta, se prima che se ne va, quanto è il disturbo? Mi dici, quanto c'è da dare? Nulla, Andolina. Come? Veda, io dovrò tornare tante volte qui. Suo fratello ha bisogno di visite e controlli continui. Non ti preoccupi. Ma io finisce su serie mattina, all'alba, La saluto. Grazie, tu che c'è a dire? Ma Buongiorno, troppo Margherita. gentile! Un signore ci paga, tutto che c'è a dire, un signore ci paga! Aspettate, Rosalia! Vedi subito, dottore se ne sta chiedendo, Rosalia! Sì, dottore mio! Scusate, sono illuminata ancora così, perché mio cognato gli ha pigliato sto panino dello cesso per fare lo duello. Scusate che... Ma non mi sento, Luchino! Ma che ti dici, dottore, che va a fare? Io so solo che viene a cercare a un impresario. E a me fate, mi disse che lo dobbiamo assecondare, lo so io, ma che poverino, assecondare! Assecondare? Sì, E che me lo dici tu assecondare? La farina! Silenzio. Rosalia mia, una mattinata, dico una mattinata che assuppiamo acqua, dalle che c'è dalle... Ma chi sto dico io? Vita è, chi sto verso è? Che vuoi fare? Apri le rubinette a frociuranne e non si ci va a dire niente. Apri i festini che allaga la casa. Non si può contraddire.
Tali a su tappito. Tale, pure tutto tappito a mangiare, non c'è Rosalia mia, tale, A salire, va. A salire che ora lo stello. Meno male che lo tempo è asciugante, così si asciuga presto. Ragione, Come? Esci Rocco, no no. Mia pare, perché stavo dentro lo cavolo, mi pare a tipo scaimazzo, proprio così. Io faccio una cosa sola, Rosalia mia. Che sogno sta, un sogno impastato veramente risolto. Prima andavo a forno a impastare il pane, ora a cari mattina a succhiare acqua. È un arromuto niente. Ma che va a fare, che va a fare? Il dottore Lamanna mi disse che la dobbiamo assecondare, a me frate, Certo. assecondiamo. Secondare, certo. Stasera non la re alla casa, secondo dia. Ma secondare, giustamente, ma secondare. Ai. Hai un dolore in sterrine? C'hai un cane appizzato in sterrine? Addirittura. Ai. Però, Rosalia mia, tu sai che... mancino. Che hai tutta notte che ci penso a sto discorso, hai già mangiato pure male, perché io dico, sto dottore innanzitutto viene a fare tutta questa grande filosofia, che a casa nostra, a parlare, delle mercate, di tutte queste cose. Ma io dico una cosa, Rosalia mia, se senza mantiene, dico senza mantiene, sto dottore sta arrivando a sbagliare, dico, e niente, danno ci coccia a me frate, ci facessimo più male che altro. Dico, come mettesse, Rosalia, come mettessimo? Tuo figlio ci ha parlato e dice che è bravissimo. È veramente una persona gentile e squisita. Va e viene continuamente, perché dice che il malato va seguito giorno per giorno. E poi per coscienza non so da brutto, la madonna. Però quando fuori tuo frate tu squidassi che fu mozzicato la zicca, il dottore nostro non è che si comporta così. Tanto perlomeno una decina di volte ci fanno a telefonare, prima che vinne, e tuo frate tagliava le freve, sì, e abbampava dolore, di tutte cose, era veramente una cosa. E si dice pure pagare profumatamente il dottore. Che da dire? Anzi, stiorno un servizio per coscienza. Non ti preoccupare, dottore, le notizie ci arrivano direttamente all'ambulatorio. Ci riputtavo nostra figlia Margherita. Margherita? Sì. Perché ormai a sapere che o viene Iddo o ci va Idda, nostra figlia. Ma tu, questo discorso che senti dire? Che sento dire? Sento dire che a me mi pare che sto dottore, anziché essere interessato allo zio, e che sta interessato assai alla nipote, a nostra figlia Margherita. Va, Non ci posso credere una cosa chissà. C'è a credere, ma Margherita non c'è, Rosalia non c'è, ma dico, non te ne ha donato, non te ne ha donato che nostra figlia, e quando sto dottore ha messo per le canne casa nostra, e fatta sciana, non vede, la stessa dall'aria, tu ci parli, io ci parlo, ma come risponde? A scuola, a mesi che studia sempre la stessa materia, ma cosa l'ha dato? Chi ti a dire? Mia Margherita non c'è, tipo, si infruscava, Ma quando ci sto dottore, è impressione tua, come al solito, pensi sempre, impressione tua. Vedi che a me sono inchiozzai, anziano di dia, e pure tutto la mano. Ci pare a Ido con tutta questa filosofia che viene a fare a casa nostra, il frate, e poi se mi volessi mettere a testa dentro comune. Ci pare a Ido. Ma, Nana, se come dici tu, Dimmi, come? dico va, se fosse vero era così, non è che tinto come partito. Spiegati. E il dottore aveva la bottiglia ben avviata, è di buona famiglia, proprietario terrestre, che possiede più di 100 salmi di terra. Ma che volessi con tutte queste discusse? Oh, vieni con Cinnei, ci devo accattare a mia figlia Margherita. Non male. 100 salmi di terra, venga. Picca sonno, è picca sonno. 100 salmi di terra. E appena muore suo zio, lo sai chi lui che ciunca lo ricovero? Sì, lo so, Un barone. vero. Lassa tutte cose a Ido. Case e terre nanno quante glie, mezzo paese possedono, ma poi terre nanno come glie, come le pirocchie, a tutte le banane. Poi è ottantino. Muore reale, tutte cose vanno a stare, te la immagine? Però, non avessimo a fare, allora avessimo a fare come padre, avesse a fare finta di niente. Oh, se sto dottore arrivasse a pigliare la fissa a mia figlia, ci arrivasse a mettere un irrito in capo, che ce l'ha posto in casa, va, e ci va scippa a testa, un po' dell'occhi. Ma non è che
quanto è fino, quanto è distinto, quanto è rispettoso, veramente, scortagliare. Sì, è fino, distinto, rispettoso. Però Rosalia, a me mi pare che un gran assare Margherita Moscia va. E allora, atto vecchio e succedennero. E poi, viaggi tui, quando ne fecimo zitto ne levavamo più 16 anni. E pigliunta tu ne vivi né arte e né parte. E io non via né arte né parte, ora sentivo lo chiesto, io non ne arte né Ma parte. perché so capivi, So capivi, nanà. Caricava sacchi di farina per un mulino e le debite ti mangiamo le favare dei rotti, capite? Ti volessi mettere tu a fare un produttore, sentiamo. Senti che parla Maria Callas, parla. Ma tu scudessi come chiamavano a tuo padre? Come chiamavano a me pare, sentiamo? Pezzanculo chiamavano. Ah, mi pare chiamavano Pezzanculo, ma io so vedere a te. Ma pensiero sulla litorate. Arre, a cominciare. Chissà, ancora non l'abbiamo un disco, chi canta lui, ma bucco. Lo sai che stanotte alla casa? Perché? Di fare passare l'umare agli ebrei. Ah, Dio mi scanta. Solo che ci ha passato con la niente, non può capire. Veramente. Non ce la faccio più io, veramente. Solo che ci ha passato. Ma io lo devo dire. Che ora si fecero? Dice dai, fa conto che ora ti va a bene sto impresario, ti va a bene. Ma io chi sto devi domandare? Ma chi sto qui a cui appartiene? E con ne saccio, Rosalia mia, io non lo conosco, saccio solo che mi dissero che è napoletano. Napoletano? Napoletano. Ma allora ti sta congiuntura che te la porta? E tu lo sai chi da che viene a cattare un pane non fu conosco, chi da signora, come si chiama? La signora Fina, chi da una volta faceva ballerina, cantante, non mi ricordo. Ballerina, cantante, onca, una sciafalaia che sei. Che studiano le cose e va facendo la tappinata nel locale di Palermo con le teatranti. È appena picciolata, pensa che ti immagini che piglia picciola. Rosalia, andare che ne interessa, se passa per questo problema di frate, andare che ne interessa, chi stava chiedo che faceva? Lo so, c'è niente, non mi interessa, niente. Solo che me frate. Mi interessa di Margherita Noscia, che la figlia mia, più onesta di com'è non potessi essere. Onesta, timorata del Dio, studiosa, veramente. Manco questi curti sapevano mai. Ma tu te ne immagini se Margherita Noscia, nasto mondo di depravata, si comportasse come una sacefalaria di fina, ma che ci facesse? Che ci facesse? Veramente ci lascia un colpo in testa e ci rompisse armi, ma... Sono d'accordo con te. Come un cagnolo, veramente, ma che fa? Va bene. D'accordo con te. Spontaneo. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. Basta! Sì, ridi. Mi stavo dando a dire una cosa bella, amore, non ti voglio rimproverare. No. Tu sai che fra poco viene un cristiano, un impresario, che dice che ti vuole sentire la tua voce, ci sa cantare, e se sei bravo ti fa cantare non te agio, capisci? Si contento Marzianello. Questo, quella, per me pari solo. Non ce ne fotte niente. E dimmi una cosa, con tutto questo allagamento che ci fu, e stanotte hanno appresso che dice l'ebreo passano male, Non ancora, perché sono andato a trovare Gilda, la figlia di Rigoletto. Siamo rovinati, perché stanotte aveva allagamento, non c'è. Oh già, perciò Solo ha fatto passare le stanotte l'acqua la chiuro, Sì, perché vecchio. siamo giunti che avevo le mura tutte confuse e la mobilia rimordata per me. Vero. Ma dico, io pensavo a sto napoletano, proprio a sto impresario che va bene, tu ce lo spiegassi lo discorso come è nato tutto caso. Certo, Rosalina, certo. Guardi, io ci telefonavo, ci disse cose di tutto preciso di come sta mio frate. E io mi disse sicuro che non dobbiamo avere assolutamente problemi, perché lui dice che conosce un sacco di cristiani e che quindi non c'è problema, ci avevamo perso tempo proprio con parlare ci fu. Niente Poi nemmeno. mi disse sicuro, carissimo, che via passare di Giapani stamattina stesso e pigliare ad un ballerino. Ballerine? Io ti servono ballerine? Ma così disse che passava con due ballerine perché ci servivano e veniva a casa nostra all'11 preciso. Ma che cosa stai dicendo, Rosalina? L'11 e 20,
Mino mi vedi che fa su scudato, per una mangia, mi Sì, non scusate, pare che c'eno, che ma che c'è? Mi disse l'unico, era preciso. Quanti scandali? Io lo sai che faccio, invece non vai a crancio, che sono combinato come una zinera. Magaccia, mi pare una ciuscia del rompelotte, va, Sempre parole gentili tu ora Virgo mia, capisci? Sempre parole gentili, vai a crancio, va! Tu a tagliare a chi sto ricca? Beniamino G. Ma come? Me l'hanno messo, non ci vuole. Antipatico, questo devo chiesto mi fa antipatico, io non posso sopportare. Ma so che fa. Avesse fatto qualche cosa per me frate, so che fa. Non lo so, tu io no, per quando c'è me frate che l'hai sempre apprezzato, un occhio qua, tu mi tagli. Io mi volessi pure spostare a questa banna e mi sento tagliato pure, le begnarine, la vede sempre in casa mia. Ma so che fa. Faccio una cosa sola, che se ce non vedo tu devo stare. E speriamo che tutti i reali ti sugano tutte le cannelle e le reali. A me frate mi rovinaste, me frate, Cristiano. E quello. Tuppoliano, nanà, tuppoliano! Sentisi, a essere l'impresario, un attimo, deve fare il sogno subito, ma fare un attimino che mi presenta così che Cristiano. Ma almeno un bottonato, almeno un sistema qua. Un attimo, arrivo! Oh, prego, s'accomodasse, prego, s'accomodasse. Ragazzi, venite ragazzi. Mandracchia Onofrio, impresario teatrale di musica, danza e arte varie, scopritore di talenti da 3 generazioni. Mandracchia, quando lo spettacolo è garanzia di successo. Io invece sogno Leonardo Andolina, Funaro e basta. E mi dicessero queste 2 belle signorine, chi fa le pittaste con che campione le pittaste? E queste sono ballerine che hai già preso no? Sono fresche, sono le soubrette. Queste nel giro di 15 giorni, giorno più, giorno meno, e lancio nel mercato nazionale, internazionale ed estero. Mentre meno, veramente, oh. E come no? Andolì, Mi dicesse. queste voi le vedete nel piccolo e nel grande schermo. Ma che credete? Mandracchia Onofrio ha lanciato i migliori attori, i migliori ballerini, i migliori cantanti della rete fuori. Tengo l'occhio clinico, Andolino, il naso fino. Quando l'artista è buono, io me ne accorgo a chilometri di distanza. Veramente. E questo è un dono di natura. Sì. O lo tieni o non lo tieni. E se lo tieni, ed io modestamente lo tengo, sei come una calamita. Se l'artista è valido e sente l'odore e zac, te lo tiri. Guardate che fiore. Si chiama Chantal. E guardate quest'altro fiore. Si chiama Lulu. Complimenti veramente. Allora, questa è una selezione fatta tra 1500 ragazzi. Veramente. E ho scelto il fiore del fiore delle ragazze. Guardate che ragazzi. Anche perché come sono un ciusciato. Perché non mi piacciono? Oh, che piace, mi piace, solo che va a sapere che noi, ecco, a gente mascherata come fratelli non ci siamo abituati a questa casa. Mi sa perché però ora con chi se noi fissimo il nevale completo, sì. Però se le signorine, ecco, se potessero magari che vesticelle accomigliare un po' di muccinanchi chi si mirino, chi si arrivasse a bene le mogli e per tutti questi cosci di fuori, siamo rovinati. Allora, queste fra 15 giorni, giorno più, giorno meno, li vedete su tutti i giornali, su tutte le riviste, su tutti i televisori, su tutti i cinema. Ma accomodate, ma come non va bene. Grazie, ma le signorine, prego, non si accomodano pure Posso andare alla toilette? Che come? Dica alla toilette, chi è? Al bagno, Andolì, deve andare al bagno. Al bagno, alla bagno, aspettassi un momento, sai, come frate in giro non sapevo mai come siamo messi. Mi informo, signor. Rosalia! Che c'è? Dimmi una cosa, Rosalia! Uscesse agibile! Ah, sì! Agibile! Agibile! Ci sono cari...
l'impresario, il ballerino, diciamo Mandracchia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E ne completiamo. Mentre mi fecero tutte le pericozze in terra. Sì, ma nuda, vi ho passato la pezzantura. Ci posso fare? Anche. Ieri ero cesso. Ah sì? C'è qualcuno che va a dire cesso? Il cesso cai, si accomodasse. Ma andiamo, state un po' per varietà. Siamo troppo contenti. Si accomodasse. Sì, si accomodasse. E allora, Mandracchia, io la situazione è chiede che io ci spiegavo in preciso punto aereo al telefono. Mi dicessi, sinceramente, come a fare con mio frate, Mandracchia, come a fare? Andolino, fatemelo vedere, fatemelo sentire. Giusto. Se non gli parlo, se non gli basto il polso, se non vedo quello che sa fare. Oddio, che paura, che paura! Oddio! Sono andato in bagno, chiudo la porta, faccio la pipì e dietro la tenda mi spunta un uomo tutto nero. Oddio, che paura! Che paura! Io uccidere sposa, io ti baciai, un bacio, un bacio. Oh, signori miei, qua non c'è mica da scherzare. Lo so, no. Qua non c'è mica da scherzare. E non c'è mica da scherzare. Sul cipote, Mandracchia, vieni che volevo scherzare con tutto sto bello che hai in casa, ci pare che mi metta a pacchiare. Signori miei, ma qua siamo veramente davanti a un vero talento, a un fuoriclasse. Questo è un artista che, collocato al posto giusto, nel momento giusto, dalla persona giusta, fa una barca di soldi. Vi posso presentare Mandracchia Onofrio, impresario teatrale di musica e arte varie, scopritore di talenti da 3 generazioni. Mandracchia, quando lo spettacolo è garanzia. Di successo, Bastanello, di successo. Sono riuscito l'impresario. Andolino, ma siamo di fronte a un fenomeno musicale, a una grande rivelazione. Mi fate sentire qualche altra interpretazione? Sì, Bastanello, facciamo. Dai, bravo. Che gelida manina, se la lasci riscaldare. Zitto! Io sento vedo al Carpato. Lo sento tu? Io pure, vero, ragione, aspetta, ma non è che ci fosse un circuito. Ti devi già bene. Va bene. Prego, scusate. Andolino, questa è voce, questa è arte, Andolino. Chi lo tiene un do? Chi tiene, mio frate? Un do di petto. E lo vogliamo buttare all'ortica e sto do qua? No. Io sto do qua, lo faccio sentire in tutta l'isola, penisola compresa. Ma state parlando seriamente o fate solo per fare piacere a me frate, dottore? E come no, Andolino? Questo è un cantante di qualità superiore, in parola d'onore, ma è autodidatta. Me frate è squilibrato completo, come autodidatta, chi è? Oh Madonna tu Carmine, Andolino, sappiatemi capire. Voglio dire, ha imparato da solo a cantare? Sì, signor conservatore a Venezia. Ma io l'avevo sentito subito a contatto di pelle che qua c'è la scuola. Questa classe Andolino non è altro. Decidete voi. Questo è un fenomeno da sfruttare. E lo vogliamo tenere così? No. Lo vogliamo tenere così? No. È peccato mortale. Cose di forte. Che successe? Che fece? Stavo bruciando la bottiglia imbaghiata. E perché la bruciava? Bastanello, Perché? Chiavi lì ingichito. Penso per mascherarsi la faccia, che ne sai? Veramente. Un cazzamare Dio svampava la bottiglia, mi pigliava fuoco tutta la casa. Cosa che bruciava? Che danno che comine? Ma scusate, Lì sotto passando, lì si sbandava la casa ti faceva venire io a tia. Diceva. Se ne aduna sotto passavano. Che vuole fare? Ci pare che ha fatto solo questo. Stamattina per esempio si sbarrana la faccia in una boatta di comanda per le scarpe. Vedi come Signori miei, ma voi volete contestare?
contestare l'artista? No. E vogliamo contestare il genio? E quello si doveva truccare, o no? Ah, c'è, sei truccato. Iago! Eccomi, chi è? Che succede? Vatti a vestire, traditore! No, per carità. Ave Giorna, che fa cantare pure a mio marito. Tu meschino va a dire, meno a nudo dello fuoco. Sì, io stanco. Ma siccome il dottore dice che lo dobbiamo assecondare, che va a fare il meschino? Lui obbedisce. Va in camerino e torna in costume! Ma strano, ma finisce, non mi posso mi poter accanciare, ma c'è mica non ci mi succede tutto il paese appresso, ma chi l'ha visto come un po' tutto l'oido? E segui, per Dio! Bruciare. Andolì, a me interessa sentire lui. Se è contento così, eseguite, eseguite. Va bene, allora eseguo, mi va a cancio, Basanino, Esegui, traditore! I vestiti di Iago? I vestiti sono messi dentro all'armadio vicino al mio portò. Sì. Allora, vai. Ancora, a sera è stato buono, allora. Se sapessi cosa successo la giorno, la sa giù capello, ca. Che c'è una fiura paura capello. Che è successo, signora? Ci dica. Cosa successo la giorno con questo discorso di Iago? Successe un manicomio, a Settere è un nervosire. Mio cognato Bastiano ci disse a mio marito: appena mi sveglio ti voglio trovare vestito da Iaco. A mio marito ci parse che parlava questo cucino Iaco, che del puzzanivore, va? Cosa schifo? No, Iaco Basilicò, Spurgo Pozzi Neri. Ma voi altri giustamente non essendo del paese non lo conoscete. Ma ora di fognature, ce lo giuro, chiamano sempre a me cucino Iaco, che è una cosa. E mio marito ci vuole una manuzza d'aiuto. Perciò il discorso è Ghidro ci disse: appena mi sveglio ti voglio trovare vestito da Iaco. Mio marito ci parte che parlava pissò cucino Iago e si mise le scioppi lordi, lo passa montagna di quando va a fare l'altro servizio. Un giricolo feto a quest'anno a casa. Iago! Iago! Io appena lo vidi come nato da così, sentisse sfottuto. Si è nervosito? Ah, so così, si mise a buciare, a ghiccare tutte cose in terra. E a mio marito ci dette una magliuccata relignate. Che me lo potete manco immaginare. Ma come è finita, signora? Ci dica. Com'è finita? Sì. Com'è finita vuole sapere? Sì. Si spogliava un uno. Oddio! E scappava una riccia. A così finiva. Sì, che ce ne ridi? Lo ia a trovare mio marito da tre un cimitero, che chiama un renno con tutti questi cuori. Non cazzo mai Dio, lo bocciavano i carabinieri, poi altri ci ridi. Perché io non manicomio, invece mi mancava sta trombetta. Tutte le cose di fuori, Sì, tutte le cose di fuori. A sette. Non ti nervosire che stai chiamando a tuo fratello. Iago! Non bruciare! Nanà, lei si di che cazzo te attende! Mi raccomando, Che dice? Mentre aspettiamo a mio marito ci posso offrire qualche cosa, per esempio, no, caffè non avevo perché sbarrato tutto il tuffo in terra, e magari un bicchierino di rasoio, qualche cosa. Ma un cucino tanto per accettare, signora. Tanto per mangiare una punta dolcera che tengo. Perfetto, avanti, hai una cosa speciale, speciale veramente, è una cosa fatta in casa. L'ho fatto lei, signora? Sì, ma delle asse, anche la bottiglia è una cosa colore, ma antica. è molto buono. Si vede? Assettate. La bottiglia è una cosa antica, una cosa Bellissima, bellissima. signora, molto bella. E poi visto il rasoio fatto in casa con l'essenza di limone che è una bellezza. Sarà Veramente, buonissimo. allora, veramente. Avanti. Questo per lei. A sti pure varietà ci possiamo offrire. Gradiscono. Gradiscono, quello C'è una Sì. questo odore si sente già da qui. Avanti. Aspetta che ora vengo, un momento. Prima qua. Grazie, A signora. chissà, chi parla un lampadario di salone. E chissà che un cavallo di coppe. C'era bisogno di portare queste ballerine
sono le più belle ragazze che c'è al momento sul mercato. Ma me ne stai adorando, sono Ti scusciata. posso dire una cosa? Lei non ne capisce proprio niente. Sì, infatti. Sì, che io sapevo che mi mettia sta veste, me ne mettia una più importante, con tutte queste cosce fuori. L'eleganza qui personificata. Sì, non c'è visto che parlo lampadario del salone. Un lampadario del salone, non c'era bisogno comunque. Peccato. Prima bevi tu, io non bevo dal calice del traditore. Ma se ne addua, ammazza l'impressione che lo volevamo avvelenare, capito? Assaggio prima. Lo puoi vivere, lo puoi vivere. È malato, proprio malato. Salute, salute. Grazie a voi. Solo calaggia. Guarda, a posto. Buono, perfetto. Eccomi! Lo vedi questo? Con questi fili traverò la prova del peccato d'amor nella dimora di Cassio, ciò che s'asconda. Atroce idea. Il mio che lei lavora. Rea contro me. Soffri e ruggi e tu indietro fuggi, combatti. No, che sono la mia Dio. Tu indietro fuggi. Combatti. Mi hai legato alla croce. Sì, e dall'ingiunge il sospetto. Sì, il sospetto. Ero Valdo e giunivo io. E tu, Iago, traditore, hai rovinato la mia famiglia. Sentitevi che suona un telefono, ma fare il giro, cristiane. Suona un telefono. Signore, e che vogliamo interrompere l'opera d'arte? E qua allora non c'è più mondo. E queste sono le cose che a un intenditore come me gli fanno rivoltare il sangue nelle vene. Eseguite. Da lei che c'è? Dalla croce i baci di Cassio. E dov'è Cassio? Che Cassio ne so? Proprio tu me lo dici, Iago, traditore. Addio, sublimi incanti. Addio, velieri. Addio, cuori solitari. Zittite un momento, no, fallo zittere. Pronto? E un dottore la manna, zittite. Che vuole il dottore? Dottore mio, buongiorno. Ognuno sentia perché case non festeranno. Sì, c'è l'impresario, la ballerina, tutte quelle cose di fuori. Sì, infatti. Canta pure mio marito che mette di schino per ora è invalido. È chiave, dottore mio, chiave. Per dirci la verità, questo cavolo che c'è. Quando vai nella stagione ci sparano le cosce. Ma che ci vuole? No, dico va, siccome mio marito soffre veramente assai, ma c'è una pomata, qualche cosa che ci può mettere? Ma ce la domani, aspettate. Dice, ma come ti sparano questi cosci? Ci parlo io, Dottore Romano, aspettate se ci passa mio marito e ci spiega tutti così. Va bene, sì, buongiorno dottore, buongiorno. Parlaci tu. Sì, dottore, buongiorno. Ma scusa, se mi voglia questo vizio di contare tutte cose sul nome identificato. Comunque ragione, dottore. Sì, c'hai tutti incinaghi. Ma bruciano comunque ce le cose. Tutti incinaghi, già faccio tutto. Però quando è comodo basta di capo, insegna la pomata. Non aveva importanza. Ma come mi dici? Mia figlia, la Margherita. Aspettate che domani. Il dottore mi sta dicendo se Margherita nostra che dà nido può restare ora per pranzo, che c'è sera? Ma certo che si può rifiutare un titolo dottore, si può rifiutare. Va bene, dottore, che c'è a dire? Ma non è che siete solo già a casa? No, sono madre, c'è. Va bene, mi salutasse la cristiana, sì. Che c'è a dire? Allora, buon appetito, dottore mio, ora a saluto perché sogno sul tontino di mio frate, che mi vuole ammazzare. E scusate, arrivederci. Iago traditore. Non sono Addio, vessillo trionfale e pio della gloria di Otello, e questo il film. Bravo!
Cari miei, e vogliamo mettere un bando alle ciance? Qua non c'è da perdere tempo. Io quest'artista qua, Ballasse, chi facesse? io quest'artista qua, Andolino, ho conoscenze in tutta Italia, in tutta Europa. Io quest'artista ve lo piazzo nei migliori teatri. No, chiesto per mia è all'allato. Ma lei lo capisce che Tomeschino non ragiona? Ma quale teatro? Perché mi ho visto come fa? Se senza morire arriva a asciugare qualcuno in giorno teatro, che facciamo? Che dici? Quando mai, Andolino? Mica che deve cantare tutta l'opera, no. E mica si deve esibire con altri artisti. Lei ancora non l'ha capito. Mio cognato praticamente è folle. Signor, non esageriamo, folle, è un po' nervoso, gli artisti sono tutti così stravaganti. Gli organizzo dei recital, voi lo accompagnate, lui arriva, zazza, canta un'aria, pubblico pagante, si becca 10 sacchi, ringrazia e ve lo portate. Dopo lo riportate in un altro teatro, zazza, 10 sacchi e ve lo portate. Andolino, oggi è il vostro giorno fortunato. Il Padre Eterno vi ha mandato la persona giusta. Ma andrà Canofrio, vi fa fare una barca di soldi. Ma di cosa state parlando? Se stai veramente o state funzionando un pochettino? Perché mi pare che state esagerando? E come no, Andolino? Ti mettiamo vicino Chantal con un vestito giusto Ci mettiamo e Lulu con un vestito squasciato, spacchiamo il mondo, Andolino. Io con questo non ci faccio niente. Appunto. Tu fatti buona, fai quello che ti dico io. Ora mi faccio firmare il contratto, Andolino. Ora, subito. Seduta stante, lì. Vediamo, se non ero preparato. E voilà, 4 teatri, Andolino. Teatro però. Trapani, Palermo, Ragusa, Messina. 4 teatri. E questo è solo l'inizio. Chiamatelo vostro fratello, deve mettere qualche film. Ma infatti film? No, è impossibile, è tutto il mio. E frate è intendetto. No. E chi garantisce per lui? Chi è il tutore? Io, l'unico frate che ha, un frate ma più grande. E dove sta il problema? Filmate voi, no? No. Un da risecare a fermare. Non è che si sono cambiate le tutte. Facci vedere prima queste cose al dottore La Mano. Senti, Andolino, io vi porto la fortuna in casa e voi state ancora a pensare. Guardate qua il contratto. La compagnia, qua ci mettiamo Sebastiano Andolino, si impegna a rappresentare lo spettacolo, area ed opera, regia del medesimo. E qua ci mettiamo la località. L'ente committente riconosce alla compagnia un compenso di 60.000 lire. Il compenso pattuito, Andolino, sarà corrisposto la sera dello spettacolo. Andolino, 60.000 lire a sera, moltiplicato per 4 teatri. Il 20% spetta alla mia persona in qualità di impresario. 48.000 lire che vi mettete pulite in tasca, ci vogliamo sputare? E in più vostro fratello si guarisce da questo nervosismo che tiene. Ve l'ha detto anche il medico, no? Come a fare? Ma voi mi mettete 4 belle firme in calice qua. Oh, ma quale calice cannata? Cerca di firmare un da risecare perché tu conosci chi sono. No, e allora perché da affidare è film? No, stai pensando. Un firmare perché non pensare. Andolino, Sì. 48.000 lire ed è solo l'inizio. Altrimenti Mandracchio no, se ne va. E voi ci perdete i soldi e la salute mentale. Fallo ire quello che non c'è mai chiesto, fallo ire. Fallo ire, non mi piace questo cristiano. Ci pensavo, tu sai, io ci pensavo. Ci pensassi un fermare. Ci pensavo, tu sai. Un fermare. Il mio frate chi stavo, basta, leva sta due. Ma che Il mio frate stai a fermare, lei. Ma un fermare. Io faccio per mio frate, non lo faccio per mia. C'è la possibilità di fare. Sì, ma leggiti sul contratto, per leggere un Non è la una firma in Un calice. fermare. Vediamo che sono analfabeta. E poi, Un'altra in calice qua. quanto non Ma quale calice? No, lì che sono Abbiamo fermato il film. vedi che ci vuole. È la cosa più semplice di questo mondo.
Lo sai questa penna quanti contratti ha firmato? Io sto cercando di aiutare. No, solo una piccola formalità. Medici, non c'è problema. Mi dovete dare un piccolo anticipo. Anticipo? Ma veramente noi abbiamo parlato dell'anticipo, quale anticipo? Veramente io non sono... Chi è? Come no? Non avete letto la clausola? Ma che causa? Io che saccio La leggere? compagnia si fa carico di tutte le spese relative alle proprie attività. Io te le lascio in testa, tia. Ti l'avevi detto. Ora spuntano tutte le altarine. Aspetta, sentiamo, signor Mangiacchia, dopo... quanto fosse questo accordo, questo che ti... Andolì, fesserie. Ma proprio stupidaggine, fesserie. Fissarie, senti. 80.000 lire solo per il trucco e gli oggetti scenici. 80.000 lire per oggetti oscenici? Ma che si devolve? 80.000 lire? Ma che cosa... Io te lo lascio in testa. Ma voi lo sapete quanto costa uno spettacolo? No, quanto costa? Lo vedete questa qui? Sì, certo capito. Sapete quanto mi costa? No. 15.000 lire a spettacolo. Quindi... Più supplemento serpente buono. Supplemento chi? Supplemento serpente buono, mi spiego. Chantal fa il numero con il serpente. Arriva sul palco con il suo costume di scena, il suo bel corpo e il serpente che gli struscia addosso. Allora il pubblico impazzisce. E il serpente deve mangiare. E che gli dà il serpente da mangiare? E che ne sa? Al serpente deve dare la preda viva. E che Il topo buono. Il topo buono mangia il formaggio buono. E questo discorso di catena alimentare mi costa la bellezza di 900 lire cada uno. Ma ce la devo mantenere io? A seppa io sono ballerino. Ma che non è che parete se? Ma poi è solo per farvi capire l'ingranaggio dello spettacolo. È tutto un circolo vizioso. Con 80.000 lire, Andolì, mi pagate solo le spese vive. Però c'è un problema, Mangiacchia mia. Io ho 80.000 lire in casa, non ce l'hai, non sono pronto. Manco fuori casa, Manco fuori casa. Andolì, con comodo, tra persone oneste. E mica tengo festa. Il prossimo anno, guarda. Io tengo festa. Mi fate un bel vaglia domani mattina. Entro e non oltre a questo numero di conto corrente. Io intestato a Mandracchia Onofrio. Sì, se Dio vuole. Io tengo il vostro numero di telefono. Sì. Ci sentiamo telefonicamente domani sera a Vaglia Ricevuto. Andolì, ti posso dire una bella cosa? Oggi avete fatto l'affare della vostra vita. Ma me ne sento veramente. Andiamo ragazzi. Ripetetemi vostro fratello. Non voglio disturbare l'artista. No, che c'entra? Non è il caso. Statevi bene, Andolì. Saluto. Arrivederci signora. Arrivederci. Andolì, ciao ragazzi. Ma che faceste, Nana? Tu firmaste, a me chi non mi piace, non mi piace. Benissimo, la prendere benissimo. Se le capite tutte queste carte dopo e ce le fa venire il dottor Lamanna. E bere sopra di dice, perché chi sono ma io feci prima i frate e ce le facevamo bere il dottore Manna. Anzi, sai che facciamo? Ci telefonavamo e così vedremo pure a che punto è Margherita con pranzo. Ma quale pranzo? Tu firmaste lo contratto, pranzo! E ancora? Chi è? Si stanno veramente nella casa che... Cavaliere Capuano. Cavaliere Capuano! E che può volere? E chi ne sa? Ma così, si può fare? Ma che mia, aspetta! Ma che non so mi se non possono appena Sta inquinato, frate! Paese in più non uscite! Tuo frate, l'altra sera quando scappava, faceva a Impegnate, Aspetta un minuto. Sì, non mi impegnate. Brigadiere Capuano. Sì, un attimo. Un momento. Ci posso non ne fermo. Ma cosa fa? Non mettete un accesso, mettete un accesso. L'accesso. Ma aspetta, ci apro io. A tu moglie di casa di vino con tutta sta camisa di merletto. No, non si vede, però mi raccomando, ogni tanto lo stesso colletto. Prima lì, si accomodasse. Buongiorno. Scusate il disturbo, No. l'intromissione. Sto venendo qua, Sì. guardate voi, e non di forza pubblica. La motivazione da ragionare sta questione, una nota e pensiero. Quale questione? Ma si accomodasse. Grazie.
Ah, ma scusate, ci stava il capo a posto, ma sento freddo, queste ore non lo faccio perché io chiave di frigo, no, veramente. Mi dicessi, qual è il problema? Donna, lo cavaliere no, è lo cristiano rano, e te ne rinda sua moglie malata, e dice che suo frate, non ne li fa dormire, perché faceva notte e giorni, senza curarsi delle scavanze. Che ci possiamo fare? Posso parlare? Parlassi. Un cavaliere, aveva venuto alla caserma con l'intenzione di svolgere denuncia come sottoscritto. Addirittura Ulisse e uffici. Lei lo sa, con suo frate, in queste condizioni, se mettiamo mano con il bar, scatta l'immediato internamento manicomio. No, non c'è. Io già tanto siete pure, i giovani imbarazzo, perché amico siete pure, e amico cavaliere. Grazie. Quindi mi trovo combattuto da un ciccolo del bagno. Grazie. Però non dite di così, il verso arriva e sopra il sedere. Meno male, va. Ma per una volta, posso chiudere o no? Ma se si verifica circostanza con un cavaliere venisse a re alla caserma, mi trovo che spadone e a fare un dovere. No, io prima di venire, io ringrazio di tutto quello che sta facendo, veramente. E ci posso assicurare che stavo picchiando proprio diretti. Io e mia moglie Rosalia. Sì. Perché a mio frate Bastanello ci stiamo facendo fare una cura particolare che mi viene un po' difficile a spiegarci. Però ci posso assicurare che nel giro di qualche giorno avessimo a vedere i primi risultati, veramente. Bene, ragione. Allora facciamo una cosa, Facciamo. leviamo l'occasione, Sì. con l'aiuto come intervento, ora stesso, chiamiamo un cavaliere e facete qua. Ci spiega la situazione e davanti a una divisa vedremo richiarire tutte le cose, senza carte bullate e spacciamento di sangue. Va bene? Lo posso chiamare? E lo chiamasse, neanche non avevo niente incontrato. Sicuro, lo posso chiamare? Lo chiamasse, vedremo la Allora lo cosa. chiamo, senza indugio non se ne parla più. Senza indugio. Come è messo? Prego. Sennessi. Non sta a chiamare. Adesso a bocciare, perché è subito. Cavaliere! Tu senti in caserma. Niente, Cavaliere! non sa sto che sta. Ci scudolasse la porta che chi è surdo e non sente. Cavaliere no! Ci sta scudolando. Non tiene nemmeno neanche annunciato, disgraziato, è veramente vecchio fragile. Buongiorno. Allora, cavaliere, vedremo da ragionare sul discorso. Comunista, E con la Giandolina hanno qualche cosa da dire. ma comunista, non ho capito. Vedremo da ragionare sul discorso. Non c'è più niente da ragionare. Io sono venuto ad avvisarli più volte, con la massima educazione. Mi dicono non succederà più niente, e invece fanno più casino di prima. Casa sta finendo a casa da fondamento. C'è un datennese. Ma che dici? Perché sinceramente, ti sai che facci disfuttere? Per carità. Oh! Io mi chiamo Antonino Noto, cavaliere di Vittorio Veneto, e in 40 anni di onorata carriera non ho avuto mai fatto questione di nessuno, e nessuno ha fatto questione a questa persona. Nessuno, ti dico nessuno. Perché io sono una persona incensurata e corretta. È corretto, incensurato. Corretto, lo sento come sta bocciando. Ma Corretto. così, perché è subito? Non ci posso fare, è subito. Comunista. Dico che così quando parla con voce forte, va, troppo forte quando parla. Ci volesse una buona morte per mia. Che capito? Carissimo amico, non cominciamo a sbagliare a parlare con mia, perché ma se non mi scordo che mi chiama Antonino Noto. Ma si calmasse, che capito? Ma che capito? Silenzio! Calma. Perché si grida in questo albergo? Tent'anni! Guardie del conte di Luna! Calmati, passiamo. Maledetto! Calmati, Esci da questo albergo, codardo! Ma stai da mia! No, guarda, Senta giovanotto, quando parlo con mia, se vuoi sciacquare la ucca! Ma se non ci spatto se capite e ci insegno l'educazione! Basta, suona forte. Partigiani! Di razza dannata! Per quel prezzo vendeste due vendetta! Tremenda vendetta! Vendetta! Basta!
Agostinella nonna, dormisci un poco, se no tu dormisti. Ah va, non riesci un po'. Poi viene la mamma e così si vede a riposare. Ah, e dormisci? Chi è? Vieni lodato! Signorini lodato. Ma così? Mettiti qua, nonna, la nostra sedia è dondola. Direi se ti vuoi dormisci un po'. Buongiorno, signora Antonina, come sei? Buongiorno, signora Antonina. Come sei? Non mi conosce? Sì, ma vecchia. Le signorine siamo, le signore lodato. Le satte. A me le faccio tante nove Io sono note. di Gnazzino, non si ricorda? Gnazzino. Sì, sì. Ma con Gnazzino per le 18? Sì, Si ricorda, sì. Come andate? Un caso vi qualificavo prima, io avessi Ma conosciuto. adesso mi conosce. Ah, accomodate. Ma dico, ma sta visita come mai? Senti, signora Antonina, parlando con lei. Adesso c'è una casa che si affitta a sto punto. Ma lei ne sa bene lei, andate di essere. Mi sembra una Ma parastanza. le stanze per me di Sì, che la famiglia venire, andiamo ce lo si lo capizzando, ci Poliamo. ma c'era nulla. Ma c'è, non ci sta più nulla nella casa. Devo andare in morso un cavaliere noto. La casa che sta chiusa, ogni tanto vengono i nipoti, aprono una rancata, ma poi si rimangono. No, non c'è più nulla. Al cavaliere. L'ufficio rumore di Sulu come un cane. Che schifo, Di essere libero da franciulino, non è che la figura si infilavano un panaro. E infatti neanche ne trattavamo più. No, era schifiato, veramente. Ogni tanto ci è arrivare però, dopo che morsi sua moglie, perché mi pareva pietoso e ci è arrivare. mi schiave stavo su, la via. Ma i miei due figli miei sono misciuta, ma meglio quello che hai buco da lì. Avete sposare, No, lei sta Messi con comodo. Agostina, nonna. Ah, me ne tiene da lì. Ti vedo vicino, però. Che bella. Avete sposare manco un momentino. Sì, con comodo. Ti buchi da lì. È un burcaio vicino. Perciò ne stava dicendo, ha visto questione con cavaliere noto? Sì, ne pizzicamo a causa di mio cognato. Non lo sapete che è malato mischino. Sì, sappiamo di solire in un paese che a te sta già ragionando tanto assai, però sapi com'è, quando si tratta di cose che non riguardano gli altri, li facciamo a fare noi. Mica se non ci si chiede. No, c'è. Ma sapi che fare niente sul tempo, signora? Io ho da lì l'orologio perché aspetta mia figlia che dia a fare un po' di spesa. Ah, ecco. E che volete? Stiorno torna mio cognato. Se avevi 10 anni e 6 mesi commette per riccia. E lui era a pigliare me Ennero e mio marito. Ma che è stato? Partuto suo cognato è stato? Ma perché voi altri non lo sapete che mio cognato è stato al manicomio? Dentro di meno! Meno! Ah, ci sono Antonino, niente! Abbiamo un tesserino, fate l'occhio, veramente! Abbiamo un tesserino che si sta già ragionando tanto assai! Ma no! Insomma, manicomio! che schifo! Assai c'è stato? 10 anni e 6 mesi, però lì Sandura. Già mangiare, non fate l'occhio, non sapete niente, ma veramente! Ma niente potreste fare? Si può curare in casa? Ci avevamo provato a curarlo a casa. Ida via la mania della lirica e abbiamo visto di farlo cantare. Poi mio marito come l'hanno a ranfisteria. Che dici sto marito? È difficile. Se un cibo un gran
un farabutto, che ne mangiare soldi senza compiere niente. E a mio marito nella montagna nera per miracolo. Quella. Era un lazzarone, era un avanzo di galera che si spacciava per impresario, si chiamava Mangiacca, ma poi veniamo a capire dopo che ci dicevano Mangiache e che speria dopo che faceva danno, disgraziato e maledetto con le altre. A Nanà, a mio marito, ci fece fermare un poco di carte perché dice che la mia fare cantare a Bastiano. Ne fece impegnare con le teatre e poi scomparivo, lo disgraziato che è. Veramente un lazzarone. Lo fissa fu mio marito, perché fermava fiducia senza conoscere a Cristo. E ci rette pure 80.000 lire. Che mi avete a credere, 10 anni in arrea 80.000 lire erano le canzoni, ci veniva mezza casa e ci veniva. Marito, lo fra i ciumi si mise a camurria. E mio marito per l'amore le fate stare buona. Sto frate piglia è fermato tutte le case, è fermato. Dice con volte giustamente, chiede delle teatre, che fecero? Si informarono chi era e chi non era sto cantante. Non è che si potevano cantare l'altra il Giuseppe. E giustamente appurarono che un solo mio cognato non era diplomato al conservatorio, ma Pigliunta era forte. E lui che fece? Si intascò l'anticipo di tutte e la età ancora a mio marito, ma sono convinto. Abbiamo a fare cause, guasetti, avvocati, sordi sfortuni, ma meglio non ci penso perché altrimenti non arrivavo quando penso su me. Come ci finisce sto malato tutto? Come ci finisce? Che lo iano cercando le sbirre per truffa aggravata e circonvallazione di incapace in complotto con mio marito. Io non lo so se Cristo è vivo o è morto ne so niente, ma sperasse lo Signore mi va a sentire che fosse inchiuso una cacchiglione di galera e che avesse a morire nel frate, Veramente. Allora, sto cognato ci finivo, perché siamo manicomio? No. Mio cognato Bastiano, nell'ultimo periodo, non si può cogliere più, no, perché ogni anno successe che era venuto lo cavaliere noto, che lo frate ci veniva ogni mattina a cioccolare, ogni mattina, e era venuto pure lo brigadiere Capuano, ve lo ricordate? Sì, appena già io, mio cognato, e vide lo cavaliere che veniva a Riaule. Poi vide pure la divisa dello brigadiere. Non ci vedi più l'occhio, che come comincia a fare, a bruciare, a gettare cose in terra. Ma lo bello fu questo. Lo bello fu che scaccava lo cavaliere. E lo soffiavo buono lo soffiavo. Lo brigadiere Capuano, essendo presente, poteva fare finta di niente. No. E quindi scattavo subito la denuncia e la prima a fare internizzare al manicomio a me cognato. Capito? Invece c'è la camisa di forza, ci fossero 6 infermiera. Ne volete più? Veramente, Dio sapete me, stai restando come ci pure riscacciare. Sono proprio dispiaciute, signora mia, ora, quest'anno ci fu sta legge che fecero chiudere le manicomi, perché dice che le forte hanno a stare libere come la cede. E a così come a fare? Torna mio cognato Bastiano. Zamandio, state attento, va! Zamandio, forse ancora pericoloso, per sto picciriggio. No. Chiedo me Enero, che è uno che se ne intende veramente, dice che è più calmo assai. Meno male, va! Zamandio, qualche sproposito, un signore me la va a permettere. Ma che c'è? E perciò sono la stionna, allora. Sì. Ci telefonavo due in arriva al manicomio. Ci disse com'è me Enero e mio marito hanno arrivato, dici sì, hanno arrivato, hanno preso il malato e quindi al momento sono qua. Perché sua figlia si maritava quella manna? Come figlia? Sì signora, si maritava con il dottore Lamanna. Lo sappiamo noi, signora mia, non è da un che posto, che non diciamo mai. Siamo sempre lì. Ma non avevo. Che sappiamo queste cose?
veramente. Sì, io sono la suocera del dottore Lamante. E dopo questo liscio, un gescando che vuole mettere alla vignata. Sì. Allora sto piccerino che è figlio di un dottore? E di tuo essere figlio, di lui dottore e di mia figlia. Mi passa un po' coraggio mia. Ci passa l'annuncio? È sviluppato un piccerino, c'è cosa? No, che lo prego. Sì, lo prego. Ma non si marita rondo, quindi chiudere a suo cognato. Ora sì, dopo che giurerà a mia cognata. E si conoscevano già metà malattia di suo cognato o li cavano di prima? Ah, ma che tu di spirito potessimo fare? No, sapevo che ci stai sentendo. Ma se ci pare per curiosità, no, veramente. Ma quella curiosità, non si vede veramente. Ci stanno sentendo, è coscienza, lo ciampreo. E mi dicessi un'altra cosa, so zio, il barone Lamanna fa morire, però. Morse, 2 anni in re, a 92 anni morse. Ah, stiamo a Gerete una via. Una via Gerete? Ora no, una via Gerete. E se volete vedere l'atto ve lo faccio vedere che mia figlia non la sa fare. Senza Matteo, io dalla mia casa mi stai. Voglio sapere niente del nucleo. Sì. Voglio sapere niente del nucleo. Dicesse una cosa, ma suo marito ancora lava furno o giudio? Ancora lave. Perché la via è chiusa, sentiamo st'altra ora. No, a lunga che ci andiamo, sanire. Aveva anche sorelle cristiane, si schifiavano un po' a cattare sul pane. Ma secondo voi oggi mio marito quando fa un servizio di puzzanivore non si mette in guante e poi quando va in pasta non si lava le mani per cucinare la grugna a mio marito, per cucinare la grugna. E le cristiane sono un po' camorose. Sì. E alle cristiane saranno ficino chiudere, Ma stava la la nomina. nomina che si ficino. E a niente mancava pure questo. Chiudere lo furno con tutte queste spesate che attuano per la causa. Se neanche chiudiamo lo furno, lo sapete come mi finia? Come un pochino chiave o pace morto e un culo sponnato. Ma veramente? Sai che facevo? Prendevo a monete, ma a monete perché mi pare lo sta facendo una cera che sta facendo. Sai che telema la sola a chi siamo qua, passiamo un momento, la moglie ti dice la mannaggia vanno a scongere no. C'è mandare la parola di conforto. Sì, aspetta, perché si lasciava suo marito. Sì. Io signio, la lasciavo sola con piccino e 7 mesi. Vicino, io non era tanto preciso. Che si mise con una giovane. Puro. E sto piccerino, manco sarà figliolino. Vicino, sa tu passaricchi, che è figlio, da Ruciulla. Lei ne sapeva niente? Io? Sì, lo sento tutto Ruciulla. Niente, tutte cose sanno. Io mi faccio veramente l'affaricetta di casa mia, non voglio sapere niente di nessuno. Ma mi piace, corpi su te muti, non sapere che interessa. Aspettate che sento gli usci le macchine, io. Ma c'è mia che portano un fondo. Le figlie, vi state sentendo la macchina non tutti. Margherita, sta attento. Posteggia giusta sta macchina. Le figlie. Arriviamo Ne arresendiamo, signora mia, sentiamo. E auguroni per questo sposalizio importante, Sì, veramente, auguroni. Auguri per sua figlia e questo sposalizio e speriamo che dura. Speriamo che dura. Che bello vicino, però. Bello. È vento dal re, e diavolo alle carcagne, perché chi si torna al re, veramente. Ma come li mannaste lì quell'inferno stamattina? Come li mannate? Porca miseria, veramente. Agostino! Agostino, nonna! Arrospigliati che la mamma c'è! Ah! Agostino! Ciao mamma. Sta telefonando nessuno? No, qua. Non ho telefonato nulla, ma perché tu ce l'ha sul numero Ho nostro? lasciato il numero di casa ai casini, visto che l'ambulatorio oggi è rimasto chiuso. No, ma non ho telefonato nulla. E a Agostino Piccilibro lo fece bucare un poco perché stanotte non dormivo. Penso perché era il letto stagno, un giù di occhio, veramente. Un giù di occhio. Agostino! Ora lo chiamiamo. Ah, ciao, Amore mio, ciao. Vuoi dormire un altro po'? No. Perché no? Che voglio aspettare lo zio Sebastiano. Ah, no, figlio mio, senti parlare sempre del suo zio Sebastiano e ora mi diluda che arriva e lo conosce, è vero? Ma faceste buono la mano come lo portaste all'altro posto dentro, vieni qua, no? Non c'era motivo. No, non si poteva
impressionare, veramente, si poteva impressionare. Da poco arrivano. Ah, sanno mio, sì, sì. Ci telefonavo pure una sera al manicomio. Ci disse com'è, si partero, lo pigliarono malato. Dice sì, sì, quindi stanno arrivando, al momento sono qua, veramente. Io sogno veramente contenta la madre. Dopo 10 anni, Bastianello piglia e torna nella sua casa. Sogno veramente contenta, anche se faceva terapia tutto il giorno, però sogno contenta. Ci stai facendo trovare tutte cose come me la stai. Le robe apprezzate nell'armadio, tutti i libri dell'opera, sai, si canciava, cappelle, pantalone, come mantelle, tutto dentro l'armadio. Il disco puro, ci aveva levato solo la fotografia di Beniamino Giglio, da Vitto Parco, non la vedeva, ci attaccavano i 5 minuti, ma ora ci apprezziamo. Perché mi scanduzza mai Dio, appena arriva, piglia l'occhio e ci vanno da fotografia. Ecco, a chi hanno la passeggia però perché mi scanduzzo. Ah, avanzamo di via, tanto bello, ci mettiamo pure un luminetto. Ci mettiamo un luminetto, che dice? Ma questa cosa qua ce la mettiste la madre. E qua ci abbiamo messo altre cose veramente, no? A Roma c'è solo lumino. Dopo ci deve essere un accendino, dopo sopra. Ci mettiamo pure le sulle ah così, come la stai dicendo? Ma questa cosa qua la devi infilare nel frigorifero perché un po' si sta cercando. Perfetto, mi sarà contento Bastiano appena lo dire, veramente. Mamma, quello è lo zio Sebastiano? No, mamma, è un amico dello zio. E quando viene lo zio Sebastiano? Ora viene lo zio Sebastiano, sono Ma lo zio Sebastiano è un amico mio. Sì, adesso torna. Mamma, ma che cos'è il manicomio? Manicomio, allora, è un posto bello, dove c'era lo zio, stava con tanta gente. C'era un bel giardino pieno di fiori. Ma lo zio canta? Canta, suona, tutte cose. Teatrino tutto il giorno. Assistiamoci con questa cosa. Ma dimmi una cosa, sanno me. Tuo marito Carlo mi disse che è più calmo assai, ma tia come ti apparso? Calmo, molto più calmo. Meno male, va, meno male, che è più calmo assai, non ti disse volevo. Ora la luce, zio. Ma che sono? La macchina di Carlo. Allora io sono, non ci vai a dire io. Mamma, ma è brutto lo zio? No, non è brutto. Carlo mio, già siete. Siete stanchi? La madre? Già siete. Nonna! Madre, ma non c'è Bastianello! Bastiano, nonna, ciao! Come ci va a aspettare qua? Sì, è più meglio. Piano, non si sente un po'. Vieni, la produzione, vieni, aspetta. Bastianello mio, ma sei contento che sei nella tua casa? Ma sei contento? Ma mi pare proprio quello che coscienza? Ma tu per come rispondi? Ciao zio. Saluta lo zio Agostini, che brutto lo zio. Altro cristiano, Rosalia, altro cristiano mi pare. È più che non una volta sto mio fratello. Ma io me ne stai giurando, mi pare veramente un giornato, mi pare. Ma Carlo mio, ma che ci detto qualche cosa troppo forte? Sei così purtroppo, sono addolorata anch'io. Ah sì? Altro cristiano, Rosalia mia. Ma Non è più mio fratello, un altro cristiano, Rosalia. Bastiano, ma sei contento lo cognato che sei dentro la tua casa? Appunto, basta a risponderci. Per favore, Bastiano, volevo sentire la tua voce. Casa tua, sì. Non sei contento? Talia, la credenza c'è. La credenza. Bastiano, vedete che c'è? Ho seggiato, devo tagliare tutto. Devo farci un tappito, ricordi, ma non mangiaste tutto, che aveva a fare l'umano. No, per cortesia non ci scuola a essere scusa. Va pensiero sull'ali
Bastiano, però a parlare. Ma no, ma non è che ci spessa il re a testa! Rosalia. Per favore! Chi ci va a spessare, Rosalia? Un vecchio chiedo una volta. Bastianello! Non vieni, tale con c'è, vieni con c'è. Beniamino Gigi! Beniamino Gigi, non vieni, tutti come un parente l'abbiamo trattato, Rosalia, come un parente. Veramente, ogni giorno pure un lumino ci ha domato, tale. Ha domato, le giuri, Sei contento? Però mi rispondi, Bastianello, fratuzzo mio, l'unico frate, sì. Bastianello! Senti, fai una cosa, a domani c'è un disco. Io sono sicuro, se sento un disco con quello che cantavo ogni mattina, Ma io mi scambio, invece a domani c'è un disco. Ma sei sicuro? Sì, sicuro. Non ci spessa a testa? Non ci spessa, Rosalia. Bastiano. Ora ti facciamo sentire un disco, sei contento? E così, canti, e canto magari pure io, se vuoi. Bastiano. Mamma, ora canto lo zio. Perché mi risponde, Bastiano? Ma chi Bastianello subito ci stare, Bastiano, non c'è nessuno di sera. Ah, ma non ci fare sto malagurio! Bastiano, ora dovrei sapere che sei repiglia. Sì. Bastiano! Magari, che poi? Magari mi vesto da Iapo! Ma che mi vesto da Iapo? E combattevo, combattevamo! Bastiano! Ma perché fa così? Ma perché fa così? No, mi sta facendo pressione pure a mia! Come ci può fare? Bastiano! Ah, ma rispondi magari a mia! Avanti! Bastianello! Le signorine Lodato. Ignazio Peccaggio e Michela Caravo. La famiglia del dottor Lamanna. Dottor Lamanna, Mario Maimone. Margherita Marceri, Agostino Simone Dallia. Brigadiere Capuano. Claudio Pellegrino. Mandacchia e le sue girls. Mandracchia Mario Monteleone, Chantal Angela Certa, Lulù Pina Maimone. I coniugi Noto. Cavaliere Noto Peppe Corso, signora Noto Maria Palermo. I coniugi Andolina.
Bene, Antonio Gallia, Rosalia, Angela Invoglia. Sebastiano Andolina. Paolo Giacolone. Regia Ernesto La Barbera.